Così non si può firmare. Non va bene la prima bozza sull'autonomia del Veneto inviata dal governo a Palazzo Balbi, troppe ombre, poca luce, non si firma di più, si rispedisce al mittente entro la settimana con chiare richieste e controdeduzioni insieme alla Regione Lombardia. Così al termine dell'incontro con la delegazione trattante regionale il presidente Luca Zaia. La nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Chiesta una preintesa quadro e non un'intesa da subito. Delle 5 materie trattate, tra le ombre, non accolte le istanze dal fronte ambiente, sanità e lavoro. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica. C'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più. Insomma, ci sono delle posizioni da scalzare. Si sa, cedendo delle competenze al Veneto, verrebbero smantellate parte delle tecnostrutture romane. Con le elezioni alle porte, la trattativa proseguirà con il nuovo governo, di qualunque colore sia, conclude il governatore. Un processo come quello dell'autonomia non dura 2 mesi, sono solo 2 mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare. Non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e a cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme vorrà dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo.